Allora, siamo sempre con voi, con i nostri artigiani, parliamo del super bonus e insomma di tutte le potenzialità che ci può dare questa normativa, ricordando che Confartigianato di Padova ha organizzato degli webinar, ovvero degli momenti di incontro e di confronto che uno può seguire iscrivendosi comodamente da casa, di approfondimento su queste tematiche con i vari esperti, alcuni dei quali sono con noi in questa trasmissione. Le date 28 ottobre, 18 novembre, 2 dicembre. E naturalmente dovete visitare il sito www.upa.padova.it. Allora, per professore Della Pulpa, ci sono dei numeri interessanti che ci fanno capire lo stato della situazione dei nostri immobili. Sì, diciamo che in provincia di Padova abbiamo circa, dal punto di vista residenziale, sono poco più di 190.000 edifici e considerare che di questi circa un 65% è certificato dal punto di vista della prestazione energetica. Poco più della metà, quindi. Poco più della metà ha la prestazione energetica certificata, quindi sappiamo in che classe di energetica cioè sostanzialmente quanto consuma. E quant'è circa? Sono buone classi oppure? Allora diciamo che le prime, abbiamo un 8% di edifici in classe A, che è una buona percentuale, un altro 4% in classe B, complessivamente siamo a un 12,5% di queste prime due classi che sono quelle migliori. Se ci aggiungiamo la classe C, che non è proprio una classe così malvagia da un certo punto di vista, non è proprio la classe più verde del mondo, ma non è neanche quella più nera da questo punto di vista, diciamo che arriviamo a un 19% complessivamente. Allora io rovescio questo numero, cioè sostanzialmente noi abbiamo l'81% degli edifici residenziali in provincia di Padova che è dalla classe D alla classe G. Cioè fondamentalmente sono le classi peggiori dal punto di vista energetico. Sono tanti? Sono tantissimi, perché basta prendere, si prende i 190.000 edifici, vuol dire l'80% di questi, okay, sono in quelle classi lì. Cioè è come se noi continuassimo oggi nel 2020 a girare per le nostre strade con la Fiat 850 o con la Trabant famosa, no? Perché era la macchina della Germania dell'Est col motore a due tempi che andava a miscela, cioè che inquinava. Oggi è una macchina fuori legge sostanzialmente. Dico Fiat 850, ma qualsiasi motore degli anni 60, che oggi va bene se lo usiamo nelle nostre, se ce l'abbiamo magari quella del nonno, no, per fare la gita o far vedere che abbiamo la macchina vecchia tenuta bene, ma è un ricordo, non è la macchina che potremmo usare, perché non la possiamo usare, perché sostanzialmente oggi con le automobili ci siamo abituati, abbiamo le Euro 6, Euro 5, Euro 4, no? Cioè chi di noi oggi si comprerebbe una macchina Euro 0? Nessuno. Oppure il frigorifero A+, eccetera. Sì, esatto. Chi è che si compra il frigorifero che consuma tanto e raffresca poco? Cioè nessuno. Però sulla nostra casa non abbiamo mai fatto questo ragionamento. Invece sulle case dobbiamo iniziare a fare questo ragionamento, perché le case hanno delle classi, sono le classi energetiche, ma sono le classi sismiche. Sul tema delle classi sismiche, noi in provincia di Padova abbiamo, vi do un altro dato che è interessante, 23.500 edifici, quindi non uno, 23.500 edifici che sono in mediocre o pessimo stato di conservazione strutturale. Quindi edifici che avrebbero bisogno usando il sisma bonus, potrebbero portarsi a casa detrazioni pari a 98.000 euro per ogni singolo alloggio in un edificio. Perché c'è il sisma bonus? Il sisma bonus c'è e va al 110%, anche quello, è una locomotiva. Presidente, il sisma bonus c'è? Il sisma bonus c'è, è un affare molto interessante, solo che noi a Padova siamo coinvolti per il 27% del nostro territorio. Il territorio dell'Alta Padovana è in zona 3, è in zona 3 e si può usufruire del sisma bonus. Quindi Alta Padovana messa bene? Messa bene, no, messa bene, messa male, perché è meglio stare nel quarto, nel quinto. Messa bene per agevolare, per l'agevolazione. Però qui c'è da fare una battutina su questo 3-4, zona 3, zona 4. Allora, la zona 4 è a bassissimo rischio di sisma. E è quale? La zona 4 è Padova centro e tutta la Padova della bassa padovana. Ma cosa significa basso sisma? Vuol dire che succede un sisma ogni 500 anni.
A Padova l'ultimo sisma è stato nel 1200-1300, quindi insomma ci potrebbe anche ragionare. Siamo un attimo in ritardo. Ci potrebbe anche ragionare di metterci dentro, perché è una grande occasione il sisma bonus per quanto riguarda che lì puoi demolire la casa, rifare la casa con strutture diverse e quindi essere ricompensato a questo 98%. Al 98%? Ma pragmaticamente, ho la casa, faccio buttare giù. Sì. Chi è che paga i costi di buttarla giù? No, paga l'intervento. In realtà una cosa... Dico, ma se io metto l'impianto dentro di riscaldamento, le finestre... Quello è ecobonus, quello è un altro piano. Ma si sommano i due. Si sommano. Si sommano i due, sì, sisma bonus ed ecobonus. Parliamo dell'ecobonus che è quello del 110, si parla sempre di ecobonus. Diamo due dritte solo. Sì. La prima cosa da fare è chiamare un termotecnico che ti dà la classificazione della tua casa e calcola la classe energetica della tua casa, te la dichiara in classe D, in classe E, in classe B, certo, C. certo. Bisogna fare lavori trainanti, che sono 3 i lavori trainanti, quello del cappotto, quello della caldaia e l'altro, dottor Della Pupa? E l'altro ovviamente è la parte del sisma bonus, volendo, nelle aree dove il sisma bonus è comunque utilizzabile. Con questi lavori trainanti, se io guadagno 2 classi energetiche, posso agganciare fotovoltaico, posso agganciare la colonnina della carica della macchina, posso fare molti altri lavori. Quindi significa che il primo attore in atto è il termotecnico che deve calcolare con l'APE, che sarebbe un sistema per calcolare la classe energetica della propria casa. Da lì, se si guadagnano 2 classi, la cosa è fatta. Quindi più messa male è la casa, più è facile che uno agganci queste 2 classi, perché gli basta fare un po' di interventi ed è gioco è fatto sostanzialmente. Quindi, tra parentesi, bisogna che tutto sia in regola, che non ci sia qualcosa fuori norma sulla casa, che non sia catalogata al catasto, tutte queste cose qui, deve essere una casa in regola. Certo, beh, ovvio, ecco. Questo è il presupposto di fatto. Sì, però su questo attenzione, su questo è il problema perché spesso noi siamo di fronte a delle piccole difformità. Alle volte abbiamo delle case che sono accatastate in un modo, poi si va a vedere, magari avevano disegnato in pianta una finestra che poi non c'è, sono piccole difformità. Però la norma prevede anche che di fronte alle piccole difformità queste possono essere sanate per poter fare gli interventi. Quindi è chiaro che non stiamo parlando di abusi edilizi di grande dimensione, stiamo parlando di piccole difformità, ma queste difformità, voglio dire, è la materia tipica dei geometri, le sanno sistemare dal punto di vista, si possono sistemare, perché la norma lo prevede. La norma prevede questo, per sì. Cui senza un esborso economico ulteriore, perché il cittadino dice, questa finestra che ha fatto il nonno non è segnata, il nonno ha fatto la finestra classica, non nelle case, sì. No, ma poi c'è una cosa da dire, che bisogna anche sottolineare, che noi quando siamo abituati a parlare in termini di riduzione di, non so, il 50-65, si pensa sempre al tema dei lavori. Il 110 prevede che tutto ciò che spende l'utente finale, compresa la parcella del termotecnico che gli ha fatto le foto con la termocamera, comprese i bolli, cioè tutto compreso, va dentro il 110. Quindi qualsiasi spesa sostenuta per l'intervento di qualsiasi tecnico, di qualsiasi impresa, va dentro il monte complessivo, il monte finanziario complessivo. Chiaro. Quindi diciamo, non ha neanche senso dire no, ma non serve che vieni a farmi il conto, anzi ha senso oggi primo prendere soggetti che lavorino in qualità. Quindi un'impresa che ha un marchio di qualità bisogna chiamarla, vanno chiamate quelle che lavorano in qualità, perché ci garantiscono. Oggi non ha senso, paradossalmente, di fronte a questa opportunità, non ha senso andare a risparmio. Cioè, se io devo farmi scegliere, se farmi fotografare da mio nipote, che sono 3 giorni che usa la macchina fotografica ma ce l'ha, o da un fotografo professionista, siccome io comunque quei soldi là li recupero, vado dal più bravo fotografo, da quello che mi fa la fotografia migliore. Certo. E a questo punto io ho bisogno di bravi termotecnici, di brave imprese, di bravi commercialisti, di bravi asseveratori, perché poi ognuno di brave imprese di costruzione devo prendere i migliori. Chiaro, esatto. Chiedo a lei, signor Rosin, Presidente, ci sente?
Sì, sempre. Perfetto. Allora, un bravo professionista, ipotizziamo settore legno, il sottotetto in legno, non lo so dove potete intervenire voi. La serramentistica principalmente. Come? La serramentistica è serramentistica, perfetto. Ma il cittadino che fa fare a voi, lei che rappresenta la categoria serramenti, voi i soldi da chi li ricevete? Noi li riceviamo dall'utente finale, cioè quindi io cittadino pago, giusto? Sì. Vado a recuperare che cosa? A livello fiscale? Vado a recuperare a livello fiscale nella tassazione dell'IRPEF praticamente. Scusi, non ho capito. IRPEF. Ah, ok, si va a riparare. E se uno non può invece recuperare a livello fiscale? Perché ha già altre cose che recupera, il mutuo, questo e quest'altro? Nel caso del 110% tutto viene, con la cessione del credito viene trasmesso tutto quanto agli istituti bancari. Sì. Si può trasmettere tutti gli istituti bancari che dopo praticamente faranno la pratica. E diversamente c'è la possibilità della cessione del credito anche per le aziende, per chi ha la possibilità di accollarsi praticamente il credito d'imposta dell'utente finale, dell'utente, per scavare praticamente del 50% principalmente il costo dei serramenti riguardanti l'intervento, o diversamente lo accolla appunto l'utente finale, però solo avendo la capienza. Ok, perfetto, quindi questo è importante. Presidente, chiedo a lei, quindi di conseguenza voi i soldi li ricevete voi come artigiani? Allora, noi artigiani perché se no magari non tanti abbiamo una capienza fiscale da fare sconto in fattura a nastro, possiamo permetterci di fare qualche sconto in fattura e quindi portarlo noi nella cessione del credito oppure trovare il sistema per compensare questo credito. Però come associazione noi ci stiamo già lavorando con delle banche e abbiamo già uno strumento con cui lavorare per quanto riguarda la cessione del credito. Quindi basta essere accompagnati e si può fare, insomma. Quindi sapere che in ogni caso, come diceva il professor Della Pupa, se ci sono dei bravi professionisti che sono iscritti tra l'altro alla categoria eccetera, possono metterti in una rete, in un sistema dove anche entri a contatto con l'istituto di credito, con l'asseveratore, perché il problema delle persone è proprio trovare tutti questi professionisti. Certo. Giustamente le dici, io non posso accollarmi, non posso andare in detrazione fiscale, magari perché ci sono dei massimali poi, professore Della Pupa. Sì, ci sono dei massimali che non sono molto alti, perché in realtà sono massimali che valgono per ogni singolo alloggio. Se pensiamo che alcuni massimali valgono per alcune tipologie di lavori, ad esempio su tutto il tema delle caldaie eccetera, abbiamo massimali che vanno dai 40 ai 50 mila euro per singolo alloggio. Aspetta. Sì, vuol dire che su un condominio di 10 alloggi ho un massimale di 500 mila euro, cioè mi compro una caldaia col turbo, adesso faccio una battuta però voglio dire, altro che, non è un problema di tetti, anche con tutti i decreti che sono usciti, per cui anche con tutte le esigenze dal punto di vista tecnico che il Ministero richiede come esigenze di tipologie di caldaie, qualità, eccetera. Stessa cosa vale per i cappotti, stessa cosa vale per, ad esempio, gli indici di trasmittanza, per tutti quei parametri tecnici che riguardano, ad esempio, se una finestra è abbastanza coibentante oppure no, se in fisso, no? Ecco, io lì non vedo grossi problemi. L'unico problema è mettere assieme un po' tutti i soggetti e soprattutto avere a fianco o un istituto bancario, un istituto assicurativo o un soggetto finanziario che accompagni questo processo. Nei casi più impegnativi uno potrebbe trovarsi di fronte al fatto che io comunque dovrei anticipare tutta la somma e poi a un certo punto me la recupero dopo. In realtà c'è un sistema, che è un sistema già in voga per le imprese lo conoscono bene, che si chiama preammortamento, che viene fatto normalmente adesso con questi nuovi sistemi, visto che le banche si sono messe con prodotti specifici, ogni banca ha il suo prodotto specifico sul 110%, andate a vedere, perché andate sul sito delle vostre banche, andate in cerca, c'è proprio lo specchietto sul 110, alcune addirittura vi danno indietro un 2-3%, cioè voi spendete 100, la banca vi restituisce 3 e si tiene il 7, tanto per dire, perché siamo veramente in una fase di contrattazione interessante da questo punto di vista. Ma il fatto è che la banca permette anche di anticipare i soldi rispetto ai lavori da fare.
Per cui è vero che l'utente finale in teoria dovrebbe prima lui sborsare, no? Però consideriamo che se facciamo un intervento, diciamo, parlavamo prima dei serramenti, quanto costerà cambiare tutti i serramenti di un alloggio? La cifra media, un alloggio, so, 15.000 euro, lo moltiplichiamo per i 10 alloggi del condominio, sono 150.000 euro. Magari nessuno, o neanche il condominio, le aveva accantonata questa cifra, no? Perché ci troviamo in una fase un po' emergenziale. Allora a quel punto chiaramente l'istituto bancario dice: anticipiamo noi per stati di avanzamento lavoro, noi man mano che va avanti lo stato di avanzamento lavori, in 2 tranche paghiamo i lavori alle imprese, questa parte voi ci pagate solo gli interessi sul capitale, perché tanto il capitale poi voi ci cedete tutto il credito e il capitale è già nostro. Cioè è un sistema molto nuovo, ma molto molto conveniente per l'utente finale soprattutto, perché è la prima volta che l'utente finale può guardare il fatto di fare gli interventi a casa propria senza dover pensare se hai soldi o non hai soldi, perché quello diventa il problema minore con la cessione del credito, e deve pensare non a fare interventi risparmiando perché non ci arriva con i soldi, ma anzi di fare gli interventi migliori che garantiscano il miglior salto qualitativo dal punto di vista, giustamente veniva ricordato prima, cioè io devo fare 2 salti di classe energetica. Se ho la casa in classe G è assurdo che la porti in classe D, cioè me la porto direttamente in classe B, in classe A. Cioè, in modo che la valorizzo. Uno dice, vabbè, ma devo spendere 50.000 euro nel mio appartamento, no? Certo, ma quei 50.000 non li spenderai tu, no? Ma non li ho da anticipare. Sì, ma ti metti d'accordo perché c'è qualcuno delle persone. Guardate che oggi, nel fatto che su questo mercato si sia inserita Poste Italiane, la dice lunga. Perché Poste Italiane oggi ha un prodotto finanziario di supporto al 110%. Quindi dice il business si sta muovendo. Il business si sta muovendo le grandi società di consulenza, ripeto, KPMG, per fare le asseverazioni. Quando KPMG fa un'asseverazione, cioè voglio dire, è un'asseverazione col bollino di qualità. No? Non che altri non possono farlo, però è chiaro che bisogna mettere in piedi questo meccanismo. Siamo in chiusura, io chiedo l'intervento, proprio la battuta conclusiva alla dottoressa De Rosso. Cosa si sente di dire come consiglio? Ecco, come consiglio in questo momento, diciamo, storico per le aziende, proprio di farsi accompagnare per guardare la propria azienda con occhi diversi. Perché in questo momento c'è proprio bisogno di guardare la propria azienda con occhi diversi, gli spazi, in modo tale che si adattino alle esigenze e soprattutto che siano pronti ad accogliere noi, i nostri collaboratori e tutte le persone che entreranno in contatto con la nostra azienda. Questo momento è importante. Avere una consulenza qualificata sostanzialmente. Grazie. Chiedo anche a lei, Presidente Rosin, una battuta. Niente, io ricordo principalmente i webinar che abbiamo praticamente in corso con l'architetto Sofia Loss, nel quale abbiamo la possibilità di capire nel miglior modo possibile quali sono gli interventi che possiamo andare a fare, quali sono le cose che noi possiamo andare a fare per migliorare la nostra qualità abitativa. Grazie, infatti li ricordiamo: 28 ottobre architettura e progettazione degli spazi, 18 novembre comunità energetica e autoconsumo collettivo alle ore 19 sempre, 2 dicembre immagine aziendale e comunicazione vincente, consigli pratici alle ore 19. Lei Presidente chiude il tutto. Niente, io devo solo fare i complimenti a lei e come ci ha comportato e tutto quanto. Comunque abbiamo bisogno di questo 110% per ripartire. Durerà fino a quando? Voi avete chiesto che venga prorogato? Noi abbiamo chiesto che venga prorogato, anche se l'edilizia in quest'ultimo tempo dopo il lockdown aveva recuperato qualche punto percentuale. L'edilizia è del 2009 che è in crisi e aveva perso moltissimi punti, ne aveva recuperato in questi ultimi tempi e aveva cominciato a riimmaginare nuove aziende e cose. Abbiamo questo 110%, è una grande opportunità, ma è una grande opportunità per i cittadini, per quelli che hanno la casa propria e quindi è l'occasione giusta per rifarla. Insomma. Perfetto. Ecco. Fino adesso sappiamo che dura fino al 2021, mi confermate? Dicembre 2021. Quindi bisogna muoversi. Allora sì, bisogna muoversi
Però c'è anche da dire che molto probabilmente, almeno insomma, alcuni ministri si sono già sbilanciati. Che viene prorogato. Patuanelli stesso, il ministro Patuanelli si è già sbilanciato dicendo che probabilmente per un paio d'anni lo prorogheranno. Almeno quello da più respiro. Non lo sappiamo ancora, per ora c'è, usiamolo. Quindi adesso è operativo sotto tutti i profili. Assolutamente, pienamente operativo. Bene, grazie Presidente, grazie Presidente qui in studio, grazie Presidente collegato, alla dottoressa De Rossi, naturalmente al professor Della Pupa che ci fa da grande consulente globale sull'argomento, grazie a voi telespettatori di aver seguito questo appuntamento, è molto importante, informatevi, le fonti di informazione ci sono, come si diceva professionisti qualificati, che è molto molto importante e aggiornati. Detto questo vi lascio la pubblicità, torniamo insieme con un altro professionista aggiornato, parliamo invece di finanza, di economia.